I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Agrigento hanno arrestato due fratelli di 25 e 17 anni residenti entrambi a Favara, ritenuti responsabili del tentato omicidio di un uomo e delle lesioni gravi del fratello di quest'ultimo avvenuti nella notte tra il 7 e l'8 novembre. Le vittime, anch'esse di Favara, sono state immediatamente trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, dove sono state sottoposte alle prime cure mediche. Uno è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola e ha riportato lievi ferite, mentre l'altro è stato accoltellato gravemente al petto ed è stato trasferito in prognosi riservata al civico di Palermo. L'aggressione è scaturita da un litigio per futili motivi avvenuti poco prima in Favara, ove gli autori hanno affrontato le vittime nei pressi della loro abitazione armati di pistole e di coltello. I carabinieri del nucleo redomobile, allertati dal medico del pronto soccorso di Agrigento, sono intervenuti tempestivamente e collaborati dai colleghi di Favara hanno rintracciato i due aggressori, sottoponendoli a perquisizione personale domiciliare, in esito alla quale i militari hanno rinvenuto le armi usate per l'aggressione. Dopo le formalità di rito, i carabinieri hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato del 25enne per il tentato omicidio e del fratello del 17enne minorenne per le lesioni gravi dell'altro, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento e della Repubblica per i minorenni di Palermo. Sono stati associati presso la casa circondariale di Agrigento il primo e presso il centro di prima accoglienza Malaspina di Palermo il secondo, in attesa dell'udienza di convalida. L'immediato intervento dei carabinieri di Agrigento ha dimostrato ancora una volta professionalità, impegno nella tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, assicurando alla giustizia i responsabili di un grave atto di violenza.